Sono Marco Miglioranza e io sono il coordinatore del progetto Paesaggi Didattici e coinvolge una ventina di aziende agricole del territorio, quindi dell'Alto Vicentino, delle quali 9 sono didattiche. Ci sono 3 istituti comprensivi, l'Istituto Comprensivo di Malio, di Marano e uno di quelli di Schio, 3 amministrazioni comunali, appunto Marano, Schio, Malio, e l'ULSS numero 7 Pedemontana. Questi sono i partner che a vario titolo contribuiscono al progetto. E diciamo che la piattaforma sulla quale si appoggia Paesaggi Didattici è un'altra organizzazione, o meglio associazione territoriale fatta dal mondo dell'agricoltura, che si chiama Agritour, che opera da 2-3 anni nel territorio e ha l'obiettivo di promuovere il turismo di tipo rurale, la salvaguardia del territorio e i prodotti a chilometro zero. I laboratori proposti dalle aziende didattiche del territorio sono eccellenti da un punto di vista qualitativo, ma possono essere tranquillamente assimilati ai laboratori uguali, tipo quelli di caseificazione, fatti in altri posti d'Italia, in altre regioni, in altre parti del Veneto e via dicendo. Alla ricerca di un filo rosso che fosse la tipicità, la specificità locale, si è consultata l'ULSS, che è una partner di progetto di Agritour, chiedendo quale può essere un problema territoriale da affrontare, un problema serio e trasversale. E l'ULSS ci ha portato dei dati raccolti negli ultimi 10 anni che testimoniano come tra le fasce giovani di popolazione il problema dell'alimentazione e il problema degli sani stili di vita intesi come moto sono molto seri e per questo abbiamo pensato che le aziende agricole potessero rivestire un ruolo importante nel migliorare questa condizione, a patto che fossero disposte a mutare, trasformare i laboratori e renderli finalizzati a questo obiettivo. La risposta è stata assolutamente affermativa e abbiamo trovato un parere favorevole appunto oltre che dall'ULSS anche dalle amministrazioni comunali, che hanno subito garantito tutto il necessario, in primis la copertura economica, cioè l'anticipo della copertura economica, e un grande aiuto è stato dato anche dagli istituti comprensivi, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze, il loro saper fare per insegnare anche agli operatori di fattoria didattica come comunicare al meglio con i ragazzi. Il PSR ci ha aiutato nel senso che ha velocizzato tutto, ha dato lo stimolo e come sempre è stato un pretesto per poter migliorare, per poter fare le cose più in modo compatto e veloce. Ad esempio, grazie alla presenza del PSR siamo riusciti a creare un tipo di modalità di fare i laboratori didattici condiviso che abbia un filo rosso tra tutte le aziende, quindi adesso c'è un denominatore comune. Questo è stato merito, tra virgolette, merito del PSR, perché se non ci fosse stato probabilmente le aziende avrebbero continuato a fare i laboratori in modo singolo. E direi che la multifunzionalizzazione delle imprese agricole è la chiave di tutto. Il nostro territorio è un territorio estremamente frammentato da un punto di vista urbanistico, ma frammentato anche da un punto di vista della coscienza collettiva. Le aziende agricole, se ben indirizzate da un punto di vista culturale, possono essere i luoghi in cui veramente si genera un valore aggiunto per tutta la territorialità, per tutto il contesto. Per esempio nella nostra zona, che è ricca di cooperative sociali e di strutture che si occupano di accudire e assistere persone bisognose, questo mix tra aziende agricole e associazioni e soprattutto cooperative sociali potrebbe essere una cosa importante per riuscire a creare un avanzamento sia sociale nel suo complesso, ma anche nuovi posti di lavoro per le aziende agricole, quindi una multifunzionalizzazione spinta verso il sociale.